Giornata intensa ieri per gli studenti dell'Istituto Pirandello di Bivona che hanno partecipato al quinto torneo di calcio studentesco dell'amicizia e della solidarietà internazionale, che ha visto anche la qualificata presenza di numerosi esponenti del mondo del calcio siciliano. Il torneo si sta svolgendo, questa è la quinta edizione, si svolge con l'interessamento dell'Istituto Comprensivo, dove mi hanno chiesto di dargli una mano e sono stato ben lieto di favorire questo sviluppo all'interno del nostro comprensorio, dei nostri 4 paesi. Quest'anno è stato, diciamo così, allargato alla città dove c'è l'Accademia di Tommaso Natale di Tedesco, il Librino di Catania e Catania 80 guidata dall'ex allenatore Bianchetti, che sono qui presenti alla manifestazione. Giornata anche di bilanci per gli alunni che hanno anche presentato il lavoro svolto nel corso di un progetto di alternanza scuola-lavoro con la costituzione di un sito web dedicato alla conoscenza dei Monti Sicani. Il sito ha l'obiettivo di fornire quello che può essere un percorso di turismo che riguarda tutta l'area dei Monti Sicani. Siccome noi abbiamo diversi indirizzi che hanno realizzato il progetto di alternanza scuola-lavoro e da tempo ci occupiamo dei tesori dei Monti Sicani e allora abbiamo deciso che tutti i nostri alunni, sia dell'indirizzo turistico, linguistico, lo scientifico, il classico, tutti gli alunni sono stati coinvolti, l'indirizzo per geometri, li abbiamo coinvolti tutti mettendo in rete le esperienze di tutti per costruire questa guida turistica del nostro territorio. La nascita di questo sito web è frutto di un finanziamento PON che abbiamo avuto, che ci ha permesso di entrare un po' più nello specifico dell'attività che avevamo programmato già durante l'anno. Il sito web nasce come restituzione al territorio, come diceva il dirigente scolastico, del lavoro di raccolta che hanno fatto i ragazzi, in particolare i ragazzi di terza scientifico hanno proprio girato paese per paese, hanno raccolto tutte le informazioni dal materiale fotografico alle notizie storiche di tutto il patrimonio presente. La guida turistica racchiude un po' la storia di tutti i comuni del comprensorio, da Palazzo Adriano a Prizzi, a Santo Stefano Quisquina, San Giovanni Cammarata, Bivona, Alessandria, Cianciana, San Biagio, Sant'Angelo Pucusaro, Burgio, Lucca e Villafranca. Quindi capisce bene come è stato un lavoro molto articolato, molto complesso. È stata molto importante perché abbiamo arricchito il nostro bagaglio culturale in quanto abbiamo visitato i vari paesi del circondario, abbiamo imparato la storia, che cosa è successo prima, come possiamo migliorare anche il nostro paese per il nostro futuro. Inoltre abbiamo partecipato attivamente a questo progetto in quanto facevamo le fotografie, scrivevamo i testi. Successivamente anche la consegna dei diplomi Europass che ha visto diversi alunni impegnati in esperienze in paesi stranieri. Abbiamo concluso questo percorso ora con la certificazione. I ragazzi hanno partecipato a un progetto Erasmus e sono stati in Francia e in Irlanda e quindi dopo questa esperienza che ci ha visto impegnati come scuola prima, ma anche in partenariato anche con altri istituti della Francia e dell'Irlanda, oggi consegniamo l'Europass. L'Europass rende spendibile questo titolo in tutto il territorio europeo, quindi si tratta di un titolo importante perché fa curriculum. Come valuti questa iniziativa? La ripeteresti, la consiglieresti a qualche tuo collega? Sì, anzi ringrazio proprio l'Istituto Pirandello per avermi dato questa grandissima opportunità. È vero, come dice la professoressa Moscato, ci sono state delle difficoltà, però credo e posso affermare sia stata un'esperienza che mi ha formato dal punto di vista appunto formativo, culturale, ma sono cresciuta anche molto come persona, quindi sì, la consiglierei e la rifarei. Alla giornata di ieri ha partecipato anche l'assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla, che ha dato così un segno tangibile della presenza delle istituzioni nel territorio. L'Istituto Pirandello è un istituto che sa coniugare tanto la qualità dell'offerta formativa con la bontà dei luoghi, essendo una scuola particolarmente innovativa sotto il profilo delle sue strutture e del suo modello logistico.
Al di là di questo, una giornata che chiude l'anno scolastico e lo fa in una zona interna della Sicilia, dando un tributo soprattutto allo sport, nel segno del valore educativo delle attività sportive, ma anche nel segno della solidarietà, nel senso che sono stati coinvolti anche ragazzi appartenenti a comunità migranti. L'insegnamento, diciamo, della tolleranza e della pacifica convivenza è un ulteriore elemento formativo per i nostri studenti, per i nostri bambini e per i nostri ragazzi. Una bellissima manifestazione che si ripete ormai da diversi anni. In questo momento siamo in una bellissima location che è quella dell'Istituto Alberghiero, dell'Istituto Pirandello di Bivona. Un istituto che sta lavorando tantissimo e sta facendo delle cose importanti, soprattutto con diversi progetti che sta portando in itere anche sulla promozione turistica, di cui le amministrazioni comunali ne faranno sicuramente tesoro di questo straordinario lavoro che hanno fatto i giovani di questo istituto.